Profughi non ne sono arrivati, per fortuna, sono arrivati 3 dublinati, è arrivata una famiglia con un papà, mamma e una bambina piccola e la mamma tra l'altro è anche incinta e quindi siamo fermi ai dati di qualche giorno fa. I numeri di cui si era parlato inizialmente dunque non si sono concretizzati e la richiesta del primo cittadino di fare arrivare solo famiglie anche in vista dell'inizio della stagione turistica per il momento è stata ascoltata. Come avevo fatto presente, non sono profughi ma famiglie oppure persone che hanno determinati problemi, possono essere anche singole, persone ammalate o che hanno qualche problema familiare, ragazzi magari che sono rimasti senza genitori, persone un po' deboli. Arrivi ce ne saranno altri nella sede della Croce Rossa di Via Levantina, ma se le richieste dell'amministrazione comunale continueranno ad essere prese in considerazione, non dovrebbero verificarsi gli episodi spiacevoli dell'ultima volta, in virtù del fatto che ad essere ospitate sono proprio nuclei familiari o persone in grossa difficoltà. Dublinati dovrebbero arrivarne altri perché diciamo, l'accordo che ha fatto la Croce Rossa con il Ministero degli Interni è di massimo di 85 persone e quindi siccome arrivano dall'Europa, non sono profughi ma arrivano dall'Europa, quindi in qualsiasi momento all'aeroporto, perché arrivano tutti tramite aeroporti, ne possono arrivare altri, però ad oggi questa è la situazione.